Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato dell'Ufficio Rapporti Sociali al servizio dei cittadini. Noi ci troviamo a None, in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16, e trattiamo le problematiche riguardanti patronato, quindi pensioni, reversibilità, riconteggi, domande varie, eccetera. Problemi sociali riguardanti emergenza abitativa, ACT, bonus vari, eccetera. Problemi legali con informazioni per vertenze civili, penali, sociali. Poi problemi condominiali, quello che capita riguardante le vertenze, le visure, le registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari, eccetera. In più CAF e patronato. Con noi sono tutti volontari, professionisti, personaggi disponibili che possiamo interpellare solo chiamandoli, prenotando sul telefono 328 0715 232 oppure inviando la mail uffrapportisociali@libero.it. Noi siamo, grazie a questa radio, perché trattiamo un problema che riguarda il nuovo codice della strada generalmente, però visto che come Ufficio Rapporti Sociali abbiamo anche altre problematiche, altre esigenze, abbiamo con noi collaboratori di tutti i livelli. Tra poco parleremo anche con i presidenti, sempre che abbiano 5 minuti di tempo, per quanto riguarda Gianni Ferigo, per quanto riguarda le persone senza limiti, che sono personaggi che tecnicamente avrebbero dei problemi, ma che poi quando li conosci sono migliori. Poi dovrei parlare, perché voglio raccontare e spiegare da chi se ne intende, le varie attività automobilistiche con il nostro amico Ubaldo De Maria, al quale ci spiegherà quali sono le nuove attività, le nuove mosse, e poi entriamo nei temi fondamentali che sono quelle delle auto per quanto riguarda elettriche e non elettriche, con l'ingegner Diego Cudia, al quale chiedo spiegazioni, perché l'ingegner Diego Cudia è un personaggio europeo più che italiano. Sì, è nostro, ma è europeo, perché lui tratta con Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio, cioè lui sa tutto e tratta con tutti loro, e quindi io con la mia piccola ignoranza, grazie a chi viene da me a farmi le domande, gli faccio delle proposte e vedere poi cosa succede. Qui ce ne sono alcune. Nella seconda, l'architetto Arturo Caligaro serve a me come fratello, ma anche come politico, oltre che come tecnico, quindi avremo anche delle proposte e delle risposte, perché ci ascolta, politiche, vista l'aria che tira. Quindi io credo che questa associazione sia utile. Vi ringrazio perché voi ci ascoltate sempre, ci sentite, e quindi se volete, avete la fortuna di trovare libero il telefono, chiamate 02 92 94 7222, se per caso, ma non credo, perché visto che c'è una linea, io ho molte persone che collaborano, però poi potete mandare dei messaggi, così poi ce li riferiscono, al 340 67 09 659. Quindi l'ufficio è a None, noi siamo aperti tutti i giorni, non c'è Natale, Pasqua, Santo Stefano, ferie, no. E noi siamo lì dalle 14 alle 16, ripeto, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Se adesso abbiamo in linea qualcuno, se no vi comincio a dettare e a leggere alcune cose molto interessanti, perché abbiamo la fortuna con questa radio di dire le cose che capitano magari il pomeriggio e che noi al mattino già possiamo spiegare agli ascoltatori. Ci abbiamo per caso in linea già Ferigo? Gianni, ci sei?
Luigi, al momento abbiamo il signor De Maria in linea. Grazie, molto gentile, guarda, sei favolosa Natalia, uno vale l'altro, così due temi. Ecco, adesso parliamo con Ubaldo. Ubaldo, scusami, ma ti rubo 10 minuti o 5 minuti perché il tempo vola. Senti Ubaldo, non voglio sapere niente. Le novità, cosa sta succedendo e quali sono quelle prossime? A te la parola, grazie per aver accettato. Uba. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, ciao Luigi. Novità, a parte quello che avevo detto sabato scorso, non ce ne sono altre novità, altri raduni. Diciamo così che l'unica cosa che posso dire, ne approfitto della radio per ringraziare tutti i partecipanti al raduno che ho organizzato io domenica, che è andato molto bene. Appunto, come erano dei bellissimi mezzi. Una notevole partecipazione sia di moto che di auto e anche di trattori. Avevo la bellezza di 17 trattori d'epoca nel piazzale. Quindi ringrazio veramente tutti i partecipanti. Novità, a parte diciamo quelle che vi ho elencato la scorsa settimana, non ho altri raduni, diciamo così, già in elenco al momento. Sarò il prossimo weekend probabilmente riuscirò a sapere qualcosa di nuovo. Cosa posso dire? L'unica cosa che posso dire è comunque, ecco, una notizia che non so se l'avevo già data la scorsa settimana, una notizia che io ritengo molto molto importante perché mi fa enormemente piacere, è che il Monte Carlo storico, quindi questo ve lo dico già in anticipo, con molto anticipo, ripartirà di nuovo da Torino anche quest'anno, cioè anche il prossimo anno, perché sarà a febbraio 2026. Ecco, questa è la notizia sicura. L'importante è che tu ti ho rubato 5 minuti perché sei la persona giusta, essendo anche, soprattutto, diciamo, presidente, cioè responsabile dell'Automoto Club Canavese. Non è che sei proprio, certo. Oltre a parte le Lancia Delta e tutto il resto, poi sei anche un professionista, sei anche un personaggio anche tecnico. Sarò più preciso la prossima settimana. Ok, perfetto, allora dai, io adesso ti ringrazio e così ci sentiamo, così recuperiamo qualche minuto. Se abbiamo con noi Gianni, abbiamo anche Ferico, sai, i nostri disabili, che anche loro, anche con le macchine adesso stanno facendo le cose serie, ti ruberanno il posto, caro Roman. Cosa ne dici? Cosa ne pensi? No, è andato via. Adesso provo a chiamare subito Gianni. Gianni in linea o non riuscite a trovarlo? Chiamo subito. Grazie. Allora, intanto sto preparando l'argomento da trattare con l'ingegner Cudia. Per esempio, qui mi dicono articoli di ieri e dell'altro ieri. L'auto elettrica e la corsa ai minerali, il lato oscuro delle batterie. Perché? Perché le batterie sono sempre state al centro dei dibattiti relativi all'approvvigionamento delle materie prime. Ma cosa c'è di vero in tutto ciò? Ecco perché voglio che l'ingegnere ci spieghi cosa ne pensano anche in Europa, perché più che in Italia, in Europa qui parlano del 2035, ma manca pochi giorni ormai, non anni. E poi c'è anche il problema che questo monopattino elettrico, nato per battere ogni record, la velocità e i costi come una Bugatti, cioè un Bo-Turbo è il monopattino elettrico che punta a stupire il mondo con prestazioni da record e con un prezzo da modello di lusso, e quindi tutti ecco perché mi permetto di far parlare questi signori, perché loro sono pratici, loro le realizzano, le vedono, le creano, e gli ascoltatori sanno che quello che ascoltano corrisponde solo ed esclusivamente alla realtà, alla verità, e che possono contrastare. Quindi, se Gianni ci sei? Al momento non è raggiungibile. Allora fammi passare, scusa Natalia, passami pure l'ingegnere, grazie. Sì, prova a richiamare anche lui. Faccio spiegare bene da lui, grazie. Quindi così, mentre l'ingegnere si risponde, io vi dico che nel cuore della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico
si staglia l'auto elettrica, cioè come se l'auto elettrica nasce proprio perché siamo in un momento di una questione di lotta di cambiamento climatico, simbolo di un futuro più sostenibile e a emissioni ridotte, quindi alimentata da batterie a litio promette di liberare il mondo dalla morsa dei combustibili fossili e di ridurre l'inquinamento, cioè come se fino adesso noi avessimo vissuto con l'inquinamento, con i disastri, fossimo tutti cadaveri, non sapessimo niente, mentre invece con la prospettiva di un futuro di elettrico tutto cambia e tutto rinasce. Ecco perché voglio che, come parlare con un primario, un tecnico, un primario, un professore sa di quando parli di una malattia, te la sa spiegare perché lui la vive, tu invece la subisci. Quindi per avere la soluzione, per avere informazioni, credo che sia la cosa migliore parlare con chi? Con le persone giuste. Diego, ci sei? Hanno chiamato? Al momento non risultano disponibili né Ferigo né Cudia. Allora niente, allora bisogna vedere di passare direttamente, rompiamo la giornata all'architetto Arturo Calligaro. Sono tutte notizie che io potrei leggere, però chi meglio di uno che è esperto può spiegare. Ecco perché approfitto di questa radio. Va bene, passami allora all'architetto. Se anche Gianni non riesce a rispondere, però si vede che è impegnato perché avevano delle gare nei laghi, credo, e quindi i nostri senza limiti. Comunque è tutta gente che potete conoscere e vedere, venite lì da noi in via Volvera a None, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16, prendendo appuntamento potete parlare, vedere, conoscervi e prendere anche appuntamenti per risolvere certe altre cose più naturali anche per quanto riguarda la salute. Per quanto riguarda invece Arturo i problemi sono un po' più grossi perché Matteo Salvini dal 1° settembre, ecco perché ringrazio questa radio, perché possiamo parlare di quello che ci aspetta fra qualche giorno, essendo già quasi a fine agosto, perché dal 1° settembre addio al bollo auto per i nati, dice, in questi anni, però se sei anziano non paghi, ma un conto è il titolo, un conto poi è leggere cosa intendono, perché dice che la novità per il 2025 sul pagamento del bollo auto, chi è esente dal versamento di questa tassa automobilistica, cioè si propongono e si fanno già delle domande da soli per avere poi delle risposte che non sempre trovano attue, perché il bollo auto che cos'è? È Luigi, una tassa che ogni Pronto? Mi scusi se la interrompo, abbiamo il telefono Calligaro. Grazie, molto gentile, ne approfitto subito con lui. Ciao Arturo, scusa se ti chiamo un po' prima, ma abbiamo dei personaggi che hanno dei problemi e non riusciamo a collegarci, sia Diego che il nostro amico dei disabili, quindi Arturo lavorerai 10 minuti in più, grazie, ti dispiace. Al limite ti abbandono 10 minuti prima. Sì, scusami, ma siccome tu mi dai risposte tecniche, però voglio anche politiche. Allora, ti stavo dicendo, Arturo, guarda che se però la signora Natalia, come le fa, riuscisse a parlare poi con uno dei due che non hanno potuto intervenire, li facciamo intervenire, Arturo? Certo. Allora, senti un po', Arturo, ieri sera, questo qui è di arriva. 21 dice che dal 1° settembre per i noti in questione, dice, e lo leggo e poi tu mi dai le risposte. Si tratta nei dettagli di un'imposta, dice, regionale che pesa da sempre sulle tasche degli automobilisti e che spesso viene criticata perché è considerata ingiusta. E dice dal 1° settembre, quindi tra qualche giorno, Arturo, però dice che sono previste nuove regole. E io provo a leggerti queste 2 righe. Dice che non si parla di un'abolizione totale, ma di esenzioni mirate che riguardano persone con particolari condizioni, aiuto ecologiche, auto ecologiche, veicoli d'epoca e mezzi destinati a servizi di utilità pubblica. Perché te lo chiedo? Perché voglio capire se oltre
a questa proposta c'è anche una posizione politica, ecco perché tu sei l'unico personaggio politico più grande che abbiamo con la nostra associazione che puoi dare risposte. E qui dice che in esenzione base all'età quali sono i requisiti da rispettare. Qui scrivono, Arturo, quando si parla di esenzione del bollo auto, l'età si fa riferimento agli anni dell'automobile e non all'età del conducente. Quindi io a 90 anni potrei guidare il Ferrari, giusto? Mentre quelle fra 20 anni e 29 hanno una riduzione del 50%. Le macchine che hanno superato i 30 anni o che hanno 30 anni non dovrebbero pagare più la tassa senza iscriversi da nessuna parte, per chi rientra nei requisiti previsti dalla legge. Spiegaglieli quali sono. E poi dice che l'esenzione riguarda anche, ecco perché approfittavo dei disabili, Arturo, che le persone con disabilità però riconosciute dalla legge 104, in quanto in questo caso è necessario presentare la domanda all'ACI nei casi di disabilità, lo scrivono loro, o all'Agenzia delle Entrate, allegando la certificazione medica, perché l'agevolazione si applica a un solo veicolo con limiti di cilindrata massimo 2000 a benzina, 2008 a gasolio o 150 kW per le auto elettriche. Quindi anche i familiari che hanno fiscalmente a carico la persona disabile, c'è scritto, sottolineato Arturo, possono ottenere l'esenzione. Quindi un'altra categoria interessata è quella delle auto elettriche ibride, che tu lo sai, che in molte regioni non pagano il bollo per un periodo iniziale e successivamente beneficiano di sconti. Prima di farti altre domande, perché ci sono anche i mezzi di trasporto esentati dal pagamento del bollo, tu li spiegherai quali sono, e quindi comincia a divertirti a rispondere a queste. Poi c'è l'altra che è quella del caos per il censimento, che è un casino. Vai Arturo, grazie. Sì, diciamo che è stato ampliato la platea di gente che poteva usufruire di questa esenzione, perché altrimenti alcune esenzioni sono già presenti nella giurisprudenza attuale. Quello delle auto storiche che hanno l'esenzione se superano i 30 anni e se sono iscritte in un registro. Allora in questo contesto avevano un'esenzione e qui è stata tolta l'obbligatorietà di essere iscritti a un registro storico. Hanno recepito un po' quello che sostenevamo noi da anni, che per il fatto che un'auto ha pagato per 20 o 30 anni il bollo ha quasi coperto il valore dell'automobile in alcuni casi, e che chi tiene un'auto storica o un'auto diciamo antica non lo fa a volte per uno sfizio, ma proprio perché non ha le risorse per poter pagare l'acquisto di un'auto nuova. E quindi in questo contesto poi ci sono le categorie dei disabili che sono agevolate e che vedono ampliata questa possibilità, quindi in qualche modo un incentivo al fatto che i disabili possano cambiare autovettura, prenderla più aggiornata, molto più moderna, magari con tecnologie superiori, e per questo hanno la necessità di avere questa agevolazione che mi sembra legittima. E poi c'è tutto il settore delle auto elettriche che per incentivare la vendita e l'utilizzo di queste autovetture hanno inserito l'esenzione del bollo, che poi se segue la stessa trafila delle auto GPL, che prima erano esenti per tutta la vita, poi si sono accorti che mancavano le risorse, gli introiti, allora l'hanno abbreviato a 5 anni e dopo i 5 anni si paga una forma ridotta. L'indicazione è quella di agevolare le auto, sia ecologiche che quelle storiche,
la soluzione sarebbe quella di eliminare il bollo auto e aumentare di un minimo la benzina per coprire l'introito del bollo auto, perché così facendo diventerebbe un'imposta più uniforme, che chi usa l'automobile paga di più, chi non la usa, lo usa pochissimo, paga di meno, e si eviterebbe tutta la gestione del pagamento del bollo. Però con quel annunciato federalismo fiscale alle regioni è stata data la competenza del bollo come un introito fiscale, e quindi le regioni, qualora non ci fosse un trasferimento dall'erario statale, si troverebbero con dei buchi di bilancio. Quando eri consigliere regionale, quante volte abbiamo sostenuto la battaglia sia dell'abolizione del bollo auto, ma l'abolizione del bollo per le auto che superano i 20 anni. Però le regioni devono fare i conti con i problemi di cassa, e allora occorrerebbe una revisione fiscale anche sulla ripartizione di questi gettiti delle varie regioni, per fare in modo che ci sia un'uniformità completa nell'imposizione fiscale delle autovetture. Quindi questo è quanto. Queste nuove norme che partiranno dal 1° settembre ampliano questa platea e in qualche modo semplificano un po' le agevolazioni che magari prima c'erano ma erano più complicate da gestire. Si resta in attesa di una revisione più approfondita, perché il bollo, la tassa di circolazione è un retaggio medievale. Per il fatto che tu possiedi un'automobile devi pagare un corrispettivo, è come tassare la proprietà, quindi estremizzando il concetto diventa anche anticostituzionale, perché la nostra Costituzione dice che si tassano i redditi e non si tassano il capitale, per cui tu un bene, per il fatto che lo possiedi, non devi pagare una tassa. È come se io possiedo che ne so, un altro bene mobile, non immobile perché rientriamo nella legislazione delle abitazioni e dei fabbricati, ma qualsiasi altro bene, non vedo perché se ho un pianoforte che costa 50.000 euro, non vedo perché devo pagare una tassa sul pianoforte, tanto per fare un esempio. E quindi prima di andare in chiusura, che approfittiamo nella prima parte, ma scusa, c'è anche da dire che qui dice che è negato il rinnovo della patente, tutti gli anziani italiani entrano in area pensionati. Cioè, cosa sta succedendo, Arturo? Perché tu sei giovane, ma qui dice che controlli più severi e visite mediche più restrittive, così migliaia di over 70 restano senza la possibilità di rinnovare la patente. Ho detto over 70 perché purtroppo ci sei dentro anche tu, anche se è solo da un anno. Cos'è questa cazzata qua? Da qualche tempo, dice, si è registrato un netto rigidimento delle procedure di rinnovo della patente. Perché tu che vivi oltre 70 anni, ecco perché te lo leggo, non ti offendere, però tu puoi spiegarlo tecnicamente e politicamente. Se li dobbiamo mandare a fanculo li possiamo anche mandare, perché certi provvedimenti. Poi dice, se una volta bastava una visita medica di routine per ottenere il rinnovo, oggi superare quell'esame è diventato sempre più difficile, bisogna vedere se è vero, soprattutto per chi soffre di patologie comuni dell'età avanzata. Cioè, come dire che io a 90 anni sono un coglione morto, l'altro a 20 anni che è più deficiente di me invece è sano. L'effetto è tangibile. Un numero crescente di anziani si ritrova all'improvviso senza la possibilità di guidare, anche se si sente pienamente in grado di farlo. Questa qualche minuto poi interrompiamo per la prima parte, però la risposta la devi dare tecnica e politica, Arturo, l'aspetto, dai. Sì, è un altro accanimento burocratico che i funzionari burocrati dello Stato hanno pensato per rendere la vita più difficile alle persone.
è un po' come la guida in stato di ebbrezza. Per colpa di alcuni si sanzionano e si mettono dei vincoli rigidi a tutti. Allora, anche in questo caso, per 2 o 3 anziani che accidentalmente hanno imboccato l'autostrada a contromano, adesso diventano tutti gli anziani colpevoli di incidenti stradali. E questo è un po' la logica perversa della nostra burocrazia. Fa notizia al caso, quindi deve fare più notizie al provvedimento. Allora, anziché approfondire i controlli, no, personali e individuali, si fa una norma generale che colpisca tutti. È un po' come il test, appunto, quando uno dà l'esame per il rinnovo della patente, bisognerebbe magari farli un po' più approfonditi in quel contesto gli esami e non generalizzare come è stato fatto. La generalizzazione è sempre un provvedimento negativo perché colpisce tutti quanti al di là delle proprie dei propri requisiti. Quindi se io ho i requisiti anche a 110 anni a guidare la macchina, perché non devo guidarla, cioè mi metti dei controlli puntuali e poi mi lasci, almeno in uno Stato democratico e liberale dovrebbe essere questa la funzione. Invece no, diamogli lo spazio, Arturo, poi continui nella seconda parte perché c'è anche un altro tema importante. Diamo lo spazio per la pubblicità, Arturo, grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno Luigi, a lei la linea. Le volevo dire una cosa. Grazie. Allora Arturo, finisci pure il tema che avevi perché poi ce n'è uno grosso proprio che riguarda sempre il censimento per gli autoveloci. Finisci pure quello che stavi dicendo. Luigi, Grazie, scusi Arturo, se la interrompo. Sì, volevo dirle che il signor Ferigo è disponibile, quindi quando vogliamo possiamo chiamarlo. Allora Arturo, posso far parlare subito il nostro presidente dei disabili, poi tu finisci quello che stavi trattando e abbiamo un altro argomento molto grave qui, così approfittiamo dei 5 minuti di Gianni che si vede che è impegnato. Scusami Arturo, Gianni? Lo chiamo subito Gianni, arrivo. Ecco, va bene, comunque Arturo, così questo è il bello della diretta di questa grande radio, che abbiamo gente che però non sempre è disponibile, libera e magari ha impegni. Dovrebbe essere però in linea. Tanto ci deve solo dire a che punto è e quali sono i nuovi appuntamenti, perché sai che noi abbiamo molto amore verso i nostri disabili, fanno parte principale della nostra grande famiglia, vero Arturo? Gianni, sei in linea? Lo collego subito, arrivo. Sì, perché Luigi, lasciamo pure spazio ai nostri amici, ma ben volentieri, quindi grazie. Scusate se vi di interrompo. 5 minuti hai capito il perché, no? Perché sono loro che ci fanno vivere. Adesso appena la nostra Natalia riesce a collegarsi. Luigi, io ho bisogno di una linea, quindi se salutiamo al momento. Poi mi richiamate. Esatto, e poi la richiamo subito. Okay. Scusami Arturo, vabbè. Richiama dopo Arturo allora, grazie, scusami. Ecco, questo è anche il bello della nostra radio. Io
la gente vuole parlare, vuole collaborare perché gli piace la radio, vorrebbe farsi sentire, però abbiamo una possibilità solo alla volta. Io non sono in grado di coprire tutte le probabilità e i problemi degli altri. Io porto i titoli, do le informative e chi è interessato dà le risposte. Purtroppo agli ascoltatori devono avere pazienza, uno alla volta. Abbiamo l'ospite in linea. Gianni, scusami, Gianni. Pronto. Ciao. Ciao Gianni, scusa se ti rompo le balle, ma volevo sapere com'è oggi e come sarà domani, a che punto sei, come sono le cose. Ti rubo 5 minuti, dai, che il tempo vola. Senz'altro. So che sei impegnato, sì. Però 5 minuti ne ho bisogno, Gianni. La nostra associazione fa parte della famiglia ed è giusto che parli. Vai Gianni, vai. Okay. Allora, buongiorno a tutti ascoltatori, quindi io sono uno dei responsabili dell'associazione Senza Limiti, volevo avvisare la gente che vuole passare o vedere. Abbiamo 2 manifestazioni abbastanza grosse, una è grossissima e l'altra è un po' meno. Il 14 di settembre facciamo la traversata sul lago dalla Svizzera all'Italia. Cioè, se proprio si dice mamma vado in Svizzera e torno, cioè proprio la manifestazione verrà fatta proprio in questa maniera, organizzata da noi, la Senza Limiti, e sul lago vicino a Omegna. Poi il 21 sempre di settembre a Omegna, proprio Omegna come paese, nel lago che c'è vicino alla Svizzera, ci saranno i nazionali di ragazzi con problemi, con handicap, che faranno la gara in acque libere, che è la prima volta in Italia che i ragazzi disabili nuoteranno in un lago, non più in una piscina ma dentro il lago. Quindi nel lago ci sarà tutta l'assistenza possibile, perché dai motoscafi con le ambulanze, le barche, le cose, però i ragazzi in pratica ci saranno i nazionali che si sono già abbastanza iscritti. Pensiamo di arrivare sui 500 ragazzi che verranno a nuotare nel lago a Omegna il 21 di settembre, che è una manifestazione che è mai stata fatta in Italia. Cioè, quindi per la prima volta noi come Senza Limiti organizziamo questa gara. Quindi sono 2 manifestazioni che noi ci teniamo moltissimo, perché arrivano un po' da tutta Italia, e anche quella del 14 arrivano pure dall'estero, perché essendo che c'è scritto proprio, la manifestazione comprende, c'è scritto proprio sulla locandina e coso, mamma vado in Svizzera e poi torno, cioè quindi sul lago che in pratica è lì, che noi stiamo lavorando molto molto bene, perché nei paesi piccoli loro ci tengono moltissimo a queste manifestazioni, perché viene molta gente a vedere in pratica le gare, che quando in Torino noi facciamo delle gare come l'anno scorso che abbiamo fatto i nazionali, ma avevamo solo e esclusivamente le persone che sono dei papà e genitori dei ragazzi che vengono a fare le gare. Invece nei paesi è una cosa un po' molto molto più sentita, e quindi noi puntiamo moltissimo in questa maniera, perché così ci facciamo conoscere molto bene, da tanta gente. Luigi? Hai fatto bene, guarda, io ti ho disturbato perché so che tu 5 minuti è giusto che li fai, perché poi te lo chiedono i tuoi stessi partecipanti. Le persone, io avevo chiesto anche al nostro amico, però adesso è impegnato anche lui, che oggi non ha potuto venire, si vede che è andato per una gara, non so, e allora Kill, no? E quindi ho detto chiamatemi Gianni, ma vabbè Gianni, io ti ringrazio Gianni, comunque tienti pronto, perché grazie a tutti gli ascoltatori, e sarà il momento che iniziate la gara, lo farai direttamente ancora l'intervento, Gianni? Ci date una grossa mano. Sì, ma devi ringraziare questa Radio Libertà che lo consente, e anzi ci aiutano a risolvere proprio anche certi buchetti che capitano, no? Sembra una cosa da te, invece vedi che è naturale, È
Grazie Gianni, poi ci sentiamo. Un bacione a tutti e salutami tutto il club. Grazie a tutti. Ciao. Ok, ciao. Così intanto la nostra Natalia si collega di nuovo con il nostro architetto, perché adesso finirà a rispondere alla domanda che vi avevo già fatto, per noi purtroppo bisogna abituarsi così, e poi c'ho 2 cosettine, caro Arturo, che stampate ieri sera alle 23, che mi dice un piccolo accessorio, un grande aiuto, in auto non dovrebbe mancare, quindi hai già capito cosa voglio. Sei in collegamento, Arturo, o sei ancora in ritardo? No. Arriva subito, è collegato. Sì, allora, va bene. Allora, gli dico cosa prima di finire quello che deve dire, che qui dice che Salvini al volante dice che c'è un caos costante, censimento o stop agli autovelox. Questa è anche una notizia tecnica che però lui politicamente me la dovrebbe dare, perché dice che il Ministero prepara un'applicazione per raccogliere online tutti i dati dei dispositivi per la rilevazione della velocità, cioè considerano come se tutti noi in Italia siamo tecnici, siamo capaci di usare online, ma ragazzi, guardate che anche in una certa età non siamo proprio, ci sei Arturo, perché sennò io sì. Niente, un'altra trovata che ha una finalità di bene, perché così uno può subito andare a vedere se l'autovelox è omologato o è solo autorizzato, però dovrebbe esserci un provvedimento a monte, vietare l'uso di quelli che non sono omologati e dare la responsabilità non all'individuo di andare a verificare, ma ribaltare l'onere della prova. In uno Stato di diritto è lo Stato che deve provare che io ho commesso un reato, una contravvenzione, e mi deve dire con che strumenti ha rilevato la mia contravvenzione. Qua siamo all'assurdo che invece è chi è accusato che deve dimostrare la sua innocenza, non che lo Stato deve dimostrare la mia colpevolezza. Allora è lo Stato che dovrebbe vietare ai comuni, se li usano il funzionario viene sanzionato e l'amministratore locale viene sanzionato per l'uso illegittimo di uno strumento, per abuso di potere. Ci sono mille fattispecie, solo che non ci si vuole mettere contro la burocrazia, non ci si vuole mettere contro con la politica locale, quindi si fanno questi provvedimenti che tu devi andare a cercare di dimostrare che non è qui e là. Allora, noi quanti anni ci battiamo col fatto che le sanzioni devono essere rilevate immediatamente, invece no, è sul posto. No, invece no, servono gli strumenti elettronici perché così si fa cassa e qui scattano gli abusi dei velox non omologati o quant'altro, e inoltre con l'incredibile controsenso del fatto che tu devi andare a controllare in internet e hai tempo 5 giorni per poter pagare in forma ridotta, lo Stato ha tempo 90 giorni a notificarti la sanzione. Perché lo Stato si prende 90 giorni e a me dai solo 5 giorni, per cui non posso neanche, se è venerdì, non posso neanche recarmi, che ne so, all'ufficio rapporti sociali di Luigi per vedere se l'autovelox è omologato o no, perché tu sei suddito, devi obbedire subito, immediatamente. Io Stato no, mi posso prendere 90 giorni, anche oltre, perché ci sono delle sentenze e quant'altro. E questa è l'ingiustizia del nostro sistema burocratico, del nostro sistema del codice, che nessuno mai ha il coraggio di prendere mano perché ha paura di mettersi contro la burocrazia, i burocrati. Ma qui Arturo, scusa, visto che possiamo fare domande e risposte, dice anche che secondo il Codacons tutti gli autovelox installati lungo le strade italiane potrebbero essere spenti, richiamando quanto previsto dal decreto infrastrutture e sottolineando una situazione paradossale venutosi a determinare a causa dei ritardi, leggi macchinose e inutili complicazioni burocratiche.
dammi una risposta politica, non solo tecnica, perché queste sono cose che ti chiedo perché le viviamo. Cioè, hai sentito prima cosa ti ho letto? Secondo loro online vogliono raccogliere tutti i dati online, non vai da una persona a parlare, noi li facciamo venire da noi perché tu sei fisicamente presente, poi lavori per loro online. Ma chi non è pratico cosa fa? Paga le multe, subisce, ma ti rendi conto di cosa voglio capire, Arturo? Vai. Poi c'è Io sono andato online a vedermi che cosa c'è adesso. C'è un elenco di norme normative di omologazione degli autovelox, no? C'è un elenco fatto per i burocrati, per cui tu dovresti andare a leggere nella tua contravvenzione il modello dell'apparecchio, entrare lì dentro nel portale del Ministero degli Interni e leggere se quel modello è omologato o non omologato. Non è che anche dopo ci sarà la possibilità di dire, non so, in Corso Cosenza, angolo Corso Vittorio, c'è un autovelox e quello omologato. Non te lo dice così, sarebbe troppo semplice, no? La burocrazia preferisce darti uno strumento che tu devi andare a vedere e leggerti bene la contravvenzione. Lo Stato può sbagliare le contravvenzioni, perché a Moncalieri è successo che notificavano, figurati, delle contravvenzioni dove era sbagliato il nome del comune, no? Cioè la gente non se ne accorgeva, pagava lo stesso, ma nella notifica era sbagliato il nome del comune, no? Quando dovevi andare nel modulo di pagamento. Quindi capisci che per loro tutto è concesso, no? Gli va bene che la gente non sa come fare, perché a volte è l'ignoranza della procedura, perché dici sì, devo andare da un avvocato qua e là per fare il ricorso, e quindi paga lo stesso. Quando e nelle loro colpe non paga mai nessuno, e questo è l'assurdo del nostro paese, che i cittadini pagano subito, i funzionari, chi commette degli errori non paga mai. Esempio eclatante, abbiamo altri sistemi, altri ordini nella nostra Repubblica che non pagano mai, no? E questo è l'assurdo, per cui è chiaro che la difficoltà di andare, ma anche per chi sa leggere in internet, la cosa non è semplice, non ti dice dove è ubicato un autovelox, no? Perché sarebbe semplice, fai l'elenco di tutti gli autovelox d'Italia, no? Se non c'è in quell'elenco non paghi la multa, se c'è vai a vedere se è omologato o no. Ma perché devo andare a vedere se è omologato? Se non è omologato, io, Ministero, lo faccio togliere, punto, no? Però siamo in un paese organizzato così. Visto che ci sei, vuoi spiegare alla gente, tu che sei pratico, perché poi io non so come. Dice che c'è un piccolo accessorio, Arturo, un grande aiuto, in auto non dovrebbe mancare, e dice che quando si parla di sicurezza alla guida, la distrazione è tra i primi nemici. Un secondo di troppo con lo sguardo abbassato verso il telefono può trasformarsi in un rischio concreto per sé e per gli altri. Eppure oggi il cellulare è in parte integrante della vita di tutti, quindi sanno che è integrante, è importante, però ti vietano di usarlo. Poi lo usiamo come navigatore, come lettore musicale, per ricevere chiamate. Lo dico perché tu lo fai, ecco, adesso ti accuso. Ecco perché il supporto per cellulare in auto non è solo un comodo accessorio, è un alleato fondamentale per guidare in modo sicuro, e il rischio multe, fra l'altro, sta a zero. Cioè, con un supporto invece, lo supporto, spiega cos'è, lo smartphone resta sempre in posizione ben visibile a portata d'occhio e di voce, riducendo la necessità di distrarsi e consentendo un utilizzo sicuro e conforme alle norme del codice della strada. Navigatore, chiamate e comande vocali, tutto è gestibile senza rischi,
tu lo puoi spiegare perché senz'altro ce l'hai, puoi spiegare com'è, come farlo ad avere, dove andare, e dice che è una scelta però per ogni auto, perché il mercato offre una varietà sorprendente di supporti per cellulari in auto pensati per adattarsi a ogni esigenza e a ogni tipo di vettura. Quindi le principali categorie sono, tu poi le spieghi Arturo, supporti a ventosa, supporti per bocchette d'aria, supporti magnetici, supporti a induzione con ricarica wireless, supporti da CD o da portabicchieri. Quindi quanto può costare un buon supporto? Perché dice che la buona notizia è che non serve spendere una fortuna. I prezzi medi dei supporti per cellulari in auto variano in base a qualità e dice che sono, Arturo, modelli base da 5 a 10 euro, perfetti per un uso occasionale o chi vuole spendere il minimo indispensabile. Modelli standard ventosa o bocchetti da 10 ai 20 euro, oppure supporti magnetici o induzione ricarica da 20 a 50 euro, ideali per chi cerca qualcosa in più tecnologico o per chi usa lo smartphone intensamente. Quindi queste cose qui nuove, tu le sai, le conosci, le hai. Come bisogna avere? Quale è giusto avere? E sono giusti i prezzi che io ho letto, perché non me li invento io, Arturo, sono scritti in neretto e sono tutti sottolineati. Qui ti puoi divertire fino alla fine, vai. Sì, i prezzi sono giusti, bisogna vedere anche l'età dell'autoveicolo, perché i veicoli più recenti hanno la possibilità di collegarsi direttamente tramite il sistema Android ai telefonini, quindi è un collegamento senza fili, senza nulla, il telefonino si collega, diciamo, non è più l'autoradio perché oramai è superata, al computer dell'autoveicolo, dove c'è uno schermo che riporta quello che c'è sullo schermo del telefonino, quindi uno tutto a portata di mano. Questi modelli più recenti. Esistono poi modelli un po' più datati, dove se uno vuole spendere poco sono quelle cifre lì, bisogna aggiungere solo il cavetto di ricarica, perché il fatto che il cellulare col navigatore sempre acceso consuma molta batteria, quindi bisogna aggiungere 5-10 euro del cavetto, altrimenti uno può pensare di sostituire l'autoradio. Adesso sul mercato con poche decine di euro si sostituisce l'autoradio e si prendono quelle autoradio che hanno incorporato il Bluetooth, che hanno incorporati appunto già alcune funzioni e che non serve poi tenere il telefonino attaccato al vetro, basta metterlo nel ripiano, quando suona il telefono suona negli altoparlanti della macchina, uno schiaccia un bottone e risponde. Per cui nelle cose più veloci, se uno non ha bisogno del navigatore. Altrimenti adesso in commercio esistono proprio degli apparecchi che non si possono più chiamare autoradio, che tramite il Bluetooth automaticamente attivano un sistema Android, hanno uno schema, anche per i modelli più datati, uno schermo dove viene ripreso tutto quello che c'è nelle auto moderne, quindi con il sistema Android per chi non ha l'iPhone, oppure col sistema dedicato all'iPhone, si riporta tutto sullo schermo dell'autovettura, tutte le funzioni del telefonino. Diciamo che è una sicurezza in più, uno clicca praticamente il video e tramite il touchscreen uno riceve, chiama. Diciamoci che però tra noi è sempre un po' una distrazione, uno deve cercare di usare il meno possibile il telefono in macchina, uno può rispondere, come dicevi tu, con i comandi vocali e dire all'interlocutore ti richiamo fra 10 minuti, perché anche parlando la mente va sull'argomento che uno è in atto a discutere e l'attenzione cala. Per cui se vogliamo essere chiari bisogna autolimitarsi. Esiste questa possibilità perché purtroppo viviamo in un sistema connesso e che anche magari 10 minuti o un quarto d'ora di un viaggio in automobile
interrompe un po' la vita quotidiana, per cui è necessario avere il suggerimento che diamo noi, anche con tutti i sistemi moderni, è quello di parlare il meno possibile. Altro discorso è il sistema di navigazione, ma il sistema di navigazione, una volta impostato, non ha più bisogno di avere una relazione con il guidatore, non ci deve essere più un rapporto, un collegamento, perché con i comandi vocali il sistema automaticamente risponde. Bisognerebbe fare una puntata magari con Diego su queste cose, perché questo si abbina alle altre tecnologie di sicurezza che ci sono sulle autovetture di ultima generazione e che possono essere riproposte anche per i modelli più datati, anche oltre al telefonino. Però quello che hai detto tu è corretto ed è quello che noi suggeriamo e consigliamo a tutti. Io con questo ti auguro una buona giornata, saluto gli ascoltatori. Queste cose, però volevo dire, cos'è questa storia? Quell'altro diceva che dobbiamo essere tutti tecnicamente avanzati, cioè dobbiamo usare il computer, ormai non serve più. È un po' come dire che a lavorare per la terra non ci va più nessuno a fare, non so, l'operaio lì al giorno d'oggi deve essere tecnologicamente va negli evoluto. Stati Uniti, va in America, va sulla ma dai, scherziamo, Arturo, e la gente normale cosa deve fare? Tu sei politico. Allora, nella vita tecnologica adesso, se devi comprare una lavatrice nuova, devi in qualche modo informarti, adeguarti, il frigorifero. Oramai la tecnologia entra nella nostra vita, quindi bene o male chi non è avvezzo si farà consigliare, riceverà le informazioni da qualcuno. Tutti conosciamo qualcuno o ci sarà a disposizione un ufficio alle indicazioni di minima, perché purtroppo se vogliamo restare ma non tutti sono disponibili, lo danno per scontato. Arturo, poi tu che vivi come me, vabbè, siamo Cagliari, grande città, ma anche a Torino, guarda che qui è un casino. Cosa credi? Che perché ci chiama Torino va tutto liscio? Guarda che i semafori non vanno, le strade sono scassate, le vie non funzionano, le interruzioni sono continue. Cioè, cosa vai a dire a uno tecnicamente? Che gli fai tecnicamente se poi neanche può camminare a piedi? Dai Arturo, su, chiudiamo che manca un minuto, vai. Sì, dovremmo approfondire l'argomento in una trasmissione dedicata a questo, perché l'argomento è molto ampio e queste cose nell'innovazione tecnologica noi possiamo dare qualche suggerimento e qualche consiglio, e soprattutto possiamo dare un supporto a chi non è avvezzo a queste nuove tecnologie. È ovvio che ogni evoluzione tecnologica porta dietro un'educazione. Quando si è passati dalla penna alla macchina da scrivere è un conto. Tu l'hai vissuto anche nel tuo ambiente di lavoro, dalla macchina da scrivere dei giornalisti, degli articoli, si è passati alla linotipia o alle cose. E purtroppo questa è la tecnologia, no? Una volta andavamo col cavallo e tutti erano capaci a guidare il cavallo. Quando si è passati al trattore molti non erano capaci a usare il trattore, hanno dovuto imparare, no? Quindi è lo scotto che bisogna pagare alla modernità per non rimanere e per agevolare anche la vita, perché ricordiamoci che come scrive anche Rampini, è grazie alla modernità dell'Occidente che la società è migliorata e si è evoluta. Io ti saluto Luigi, auguro una buona giornata agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, noi ci sentiamo al più presto. Intervento con l'ingegnere e te, così trattiamo decisamente tutto e facciamo capire meglio. Arturo, grazie, vai. Ok, buona giornata, ciao, un abbraccio Luigi. Ciao, un abbraccio a te, chiedo scusa alla nostra Natalia se gli rubiamo qualche minuto. Vi ricordo che noi appunto come associazione vi dimostriamo che chi parla è gente che partecipa, quindi se venite a noi li vedete personalmente, non raccontiamo palle, persone reali, concrete,
e noi siamo lì il martedì, il mercoledì, il giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Però prenotate 328 0715 232. Il nostro motto, grazie anche alle associazioni sia automobilistiche sia di invalidità, sia di operai, sia di anziani, è quello di meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Ringraziamo in questo caso la grande Natalia e un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. A voi